problema della direzione spirituale, che oggi si usa più un termine meno direttivista, accompagnamento spirituale, mi piace, no? Ma è obbligatoria la direzione spirituale, l'accompagnamento spirituale? No, non è obbligatorio, ma se tu non hai qualcuno che ti aiuti a camminare, cadrai. Fare il rumore, a volte è importante essere accompagnato da qualcuno che conosca la mia vita e che non è necessario, non è giusto che il confessore sia il direttore spirituale, ma dalle volte va, ma l'importante è che sono due ruoli divisi. Tu vai dal confessore perché ti perdoni i peccati e vai preparando te dei peccati. Tu vai dal direttore spirituale per dire le cose che stanno succedendo nel tuo cuore, le emozioni spirituali, le gioie, le rabbie, cosa succede dentro di te. Se tu soltanto hai un rapporto col confessore e non il direttore spirituale, non saprai crescere, sarà una cosa che non va. Se tu hai soltanto un rapporto con un direttore spirituale e non vai a confessarti i tuoi peccati, questo non va pure, no? Sono due ruoli diversi. E nelle scuole di spiritualità, per esempio la gesuitica, Sant'Ignazio dice meglio distinguerli, che sia uno il confessore e l'altro il direttore spirituale, delle volte è lo stesso, ma sono due cose diverse. Forse lo fa una persona, ma due cose diverse. La direzione spirituale, secondo, non è un carisma clericale, è un carisma laicale. Cioè, i preti che fanno la direzione spirituale hanno il carisma non perché preti, ma perché laici, perché battezzati. Io so, forse qualcuno di voi, perché so alcuni della curia che fanno direzione spirituale con una suora che è brava, che insegna la gregoriana, è brava, e lei è la direttrice spirituale, ma vai, non c'è problema, ma è una donna di saggezza spirituale che sa dirigere. Alcuni movimenti hanno forse un laico saggio, una laica saggia, e poi questo lo dico perché non è un carisma sacerdotale, può essere un sacerdote, ma non è esclusivamente il sacerdote. E per essere direttore spirituale ci vuole una unzione grande. E per questo, alla tua domanda, come fare per... Prima di tutto essere sicuro che io devo essere accompagnato, sempre. Perché la persona che non è accompagnata nella vita genera funghi nell'anima, sai? I funghi che poi ti molestano, no? Malattie dell'anima, solitudine sporche, tante cose brutte, no? Essere accompagnato, ho bisogno di essere accompagnato e chiarire le cose, no? Cercare le emozioni spirituali, che qualcuno mi aiuti a capire cosa vuole il Signore con questo, dove è la tentazione, no? Io ho trovato alcuni studenti di teologia che non sapevano distinguere una grazia da una tentazione. Ci vuole che qualcuno mi accompagni, e questo non è necessario farlo tutte le settimane. Tu vai dal direttore spirituale una volta al mese, poi ogni 9 mesi, quando tu hai materia per conferire con lui, no? O con lei. Ma queste cose che siano chiare. Allora, come fare per trovare uno? State attento, e tu vedi qualcuno che ti attira un po' per il modo che parla, quello che hai sentito di uno, dell'altro, tu cerca il direttore spirituale, no? Ma con quello che ho detto, credo che è importante distinguere dal confessore, sono due ruoli diversi, è un carisma laicale, lo può fare un prete, un vescovo, una donna, un uomo laico. E poi trovare la persona che
che ti provoca fiducia e simpatia spirituale, no? Questo è molto importante e voi capite bene quello che vuoi dire, quella sintonia dalle volte che aiuta tanto, no? Non so se ho risposto, ma è una cosa importante, no? Che se questo che dico adesso serve, che almeno il servizio sia che nessuno di voi sia di qui avanti senza direzione spirituale, senza accompagnamento spirituale, perché non crescerà bene, lo dico con esperienza. Non so, sta bene così o continua a andare al violino? Va bene? Va bene. Su questo è chiaro per tutti? Va bene, sembra di sì.